La cosa più interessante è che è cresciuto non soltanto il numero dei partecipanti, ma anche in qualche modo la qualità. Da un lato il numero di proposte che già hanno un brevetto è aumentata in termini percentuali. Ci sono alcuni elementi comuni all'interno dei candidati, per esempio una grandissima attenzione al tema dell'economia circolare. L'impressione che abbiamo avuto è che questa capacità innovativa anche nelle piccole e medie imprese si sta diffondendo in modo significativo. Noi abbiamo l'obiettivo di dare nuove opportunità agli scarti, in particolare siamo partiti dal marmo, creando una crema, un impasto solo con elementi naturali, quindi ecco riusciamo a recuperare e sviluppare dei complementi d'arredo. Riteniamo importante questo premio per tutti, perché è un modo per continuare a raccontare imprese del Made in Italy che fanno grande questo paese. Crocco si occupa della produzione di imballaggi flessibili in plastica, in polietilene. Per noi la sostenibilità è introdurre meno plastica possibile nel mercato e utilizzando soprattutto materiali riciclati. È un piacere riceverlo, è un onore riceverlo, è uno stimolo per raggiungere lo scalino successivo. ForGreen SPA Società Benefit è una società che si occupa di comunità energetiche. Sono un concetto che è abbastanza recente ma che noi abbiamo sviluppato già dal 2011 creando la prima cooperativa energetica. Il premio di oggi riconosce il percorso che stiamo facendo, è una conferma che in questo momento siamo nella direzione giusta. L'azienda si occupa di riciclo tessile nel mondo di lusso italiano. Riusciamo a recuperare questi ritagli di produzione delle aziende in un nuovo materiale brevettato, rigido, che è utilizzato nel mondo dell'arredamento e del design. È davvero un onore e sicuramente ci dà ancora più carica per andare avanti con i nostri progetti. Non più pensare che l'ambiente sia una cosa terza, ma che è fondamentale portare tutte le attenzioni possibili giorno dopo giorno, iniziativa dopo iniziativa, a fare impresa, a vivere, a fare il libero cittadino, cercando di mantenere quella che è stata la grande ricchezza che è l'ambiente.